Ecco l'arrivo della colonna di mezzi che dopo 3.000 chilometri hanno raggiunto la città di Leopoli in Ucraina per la consegna dei beni raccolti dai volontari di Lamon, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi e Milano. 6 furgoni, 14 volontari alla guida, un carico di circa 70 quintali tra vestiario, alimentari e farmaci sono stati depositati al seminario dello Spirito Santo diretto da padre Ior Boico, che si occupa della distribuzione alle persone in difficoltà in quella terra martoriata da una guerra che non conosce sosta. Un'operazione di solidarietà che ha unito pubblico e privato. L'ULSS Dolomiti ha inviato 22 apparecchiature elettromedicali e materiale sanitario. I volontari hanno raccolto anche giocattoli per bambini, una carrozzina e altri beni di prima necessità per un valore di circa 6.000 euro, frutto di donazioni dei cittadini. La gioia dell'arrivo e della consegna dei beni è stata però interrotta dal suono delle sirene antiaeree. Mi sento male. No, ma perché sono emblematiche. Non so se sentite il suono delle sirene. Un suono prolungato e cupo che anticipa l'arrivo di una incursione aerea nemica. Ieri pesa questo? Sirene. Un clima tetro e spettrale, racconta il portavoce dei volontari Gino Pante di Lamon, soddisfatto per l'esito positivo delle operazioni di solidarietà, con l'auspicio che presto l'orrore della guerra possa restare un brutto ricordo.